Federica Gaiotti e sono una ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano. Il CREA nasce nel 1923 come allora Istituto Sperimentale per la Viticoltura e nasce con l'obiettivo di supportare tramite la ricerca e la sperimentazione lo sviluppo dell'attività viticola nel territorio locale, regionale, ma anche a livello nazionale. Nel nostro centro ci occupiamo di tutto quello che riguarda la ricerca e la sperimentazione nel settore vitivinicolo, quindi abbracciamo diversi comparti, tra cui la patologia, la genetica della vite, la chimica applicata alla ricerca dei composti, dell'uva, e in particolare nel gruppo dove lavoro io ci occupiamo di tecniche agronomiche e di ecofisiologia viticola, che vuol dire studiare l'interazione fra la pianta e l'ambiente e come risponde ai diversi fattori ambientali e alle pratiche agronomiche che vengono applicate in vigneto. Come detto, il CREA segue progetti che hanno un interesse per la viticoltura a livello nazionale, ma ovviamente il fatto che siamo localizzati a Conegliano ci porta ad avere un legame preferenziale con questo territorio. Un territorio dove la viticoltura è da sempre stata, largamente presente e dove da sempre, c'è una stretta interazione fra il nostro centro e i viticoltori come i tecnici agronomi e così come anche con gli enti come i consorzi di tutela. Io lavoro qui dal 2005 e il primo progetto che ho seguito è stato lo studio di zonazione dell'area dell'allora DOC Prosecco, che oggi è la DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Uno studio che è nato proprio dalla collaborazione tra il consorzio di tutela e il nostro centro di ricerca. Questo studio è stato poi approfondito negli anni anche alla luce del recente riconoscimento dell'area patrimonio dell'UNESCO ed è confluito in una pubblicazione che riguarda proprio i terroir del Conegliano Valdobbiadene. Per quanto riguarda il futuro della ricerca nel nostro settore, sicuramente un punto caldo è quello dell'effetto del cambio climatico. L'incremento delle temperature, sempre più scarsa disponibilità idrica stanno indubbiamente influenzando la qualità e la tipicità delle nostre produzioni. Quindi un passo fondamentale sarà sicuramente quello di migliorare, di mettere a punto nuove tecniche agronomiche, parlo di irrigazione, nutrizione oppure di gestione della chioma, che rendano la vite in grado proprio di affrontare questo mutamento nelle condizioni ambientali. Altro aspetto importante che credo che meriti maggiore attenzione nei nostri studi in futuro è quello del suolo, sia per gli effetti che il cambio climatico può avere anche su questo elemento, ma anche perché ci sono componenti come quelle del microbioma oppure dell'interazione fra le radici e il microbioma del suolo, che sono ancora scarsamente studiate e che però hanno un importante impatto su quello che è il benessere, lo sviluppo e la qualità della produzione viticola.